ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Prima notte senza migranti a bordo per le due navi di ONG, la Humanity One e la Geo Barents di Medici Senza Frontiere, ormeggiate rispettivamente da sabato e domenica scorsi nel porto di Catania. Tutte le persone che erano rimaste a bordo sono state fatte sbarcare ieri sera e portate in un impianto sportivo di proprietà del comune, il Pala Spedini. Prende forma il governo regionale in Sicilia. Proseguono infatti le interlocuzioni portate avanti dal presidente della regione Renato Schifani. Il governatore sta lavorando in attesa che il Parlamento siciliano domani completi il suo insediamento ed elegga il successore di Gianfranco Miccichè come presidente dell'ARS, probabilmente Gaetano Galvagno. Marco Falcone, Edita Maio, Luca Sammartino, Vincenzo Figuccia, Roberto Di Mauro, Nuccia Albano, Giussi Saverino, i possibili assessori. Incidente stradale questa mattina a Termini Imerese, in provincia di Palermo, in via Garibaldi, a scontrarsi un autobus di linea e uno scooter. Ferito il centauro in sella al suo scooter e trasportato all'ospedale cittadino. Non sarebbe in pericolo di vita. Un grosso masso si è staccato da Monte Pellegrino a Palermo ed è finito nella strada chiamata delle Antenne perché porta ai ripetitori televisivi. È molto frequentata da ciclisti, proprio loro hanno dato l'allarme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco per verificare che non ci siano altri pericoli e rischi di crolli. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.